Lo scorso 21 giugno a Limana ha avuto luogo l'incontro dei dirigenti delle famiglie ex emigranti della provincia, che si è soffermato soprattutto sui prossimi importanti appuntamenti dell'assemblea annuale e della giornata dei bellunesi nel mondo, in programma rispettivamente a Belluno e a Feltre il 23 ed il 24 luglio. Una particolare raccomandazione è stata rivolta affinché nell'assemblea non solo si dia risalto al grande lavoro delle famiglie all'interno delle nostre comunità, nei campi più diversi, ma che vengano richiamati con forza all'attenzione delle istituzioni la storia, i meriti e i valori della nostra immigrazione che appaiono talora trascurati se non dimenticati. Altri temi di rilievo: l'adeguamento delle famiglie alle recenti normative in materia amministrativa e fiscale, l'importanza di continuare a sostenere il mensile Bellunesi nel mondo, la necessità di promuovere scambi con le famiglie all'estero e ad aprirsi ai giovani, anche con il supporto del vivace gruppo giovani dell'associazione. La riunione si è conclusa con un ampio panorama sulle principali attività in corso e sulle più significative manifestazioni in programma nei prossimi mesi. Ma sentiamo il commento della coordinatrice delle famiglie ex emigranti, Natalina Forlini. Assemblea molto partecipata, dove sono emerse tutte quante le difficoltà anche delle famiglie a portare avanti il lavoro che viene fatto nelle singole realtà territoriali. Un'assemblea anche che ha prodotto molte iniziative da portare avanti e molto molto partecipata.